Ad Agrigento i prossimi 23 e 24 gennaio, venerdì e sabato, presso la sala conferenze dell'ospedale San Giovanni di Dio il venerdì pomeriggio e poi il sabato mattina si svolgerà un corso di formazione e aggiornamento per medici con crediti formativi sul tema tecnologia in urologia, tecniche chirurgiche mini-invasive. Ascoltiamo in proposito il direttore del corso, il primario urologia all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, Michele Ruoppolo. La tematica del corso è quella delle nuove tecnologie in urologia. Negli ultimi 15 anni l'urologia ha vissuto un notevole implemento tecnologico, sono state introdotte una serie di nuove metodiche e questa è proprio l'occasione per fare il punto della situazione. Il corso è articolato in 2 mezze giornate, il venerdì pomeriggio con delle sedute teoriche su temi di grande interesse urologico, il trattamento dei tumori prostatici, il tumore renale, la disfunzione erettile, le infezioni urinarie, le nuove tecniche di immunofluorescenza, mentre invece il sabato mattina avremo una seduta di chirurgia in diretta da 2 sale operatorie del San Giovanni di Dio, con la partecipazione, con la presenza di operatori di provata capacità, in particolare il dottor Antonio Celia da Bassano del Grappa, uno dei migliori laparoscopisti urologici italiani. Avremo il dottor Franco Blefari di Prato che ci mostrerà un intervento in diretta di resezione endoscopica della prostata con laser a olmio. E interverranno anche colleghi urologi siciliani da Palermo e da Catania con altre proposte urologiche importanti. Il corso è rivolto ad oncologi, a radioterapisti, ma anche ai medici di base e rappresenta quindi l'occasione di un ulteriore sviluppo e conoscenza di quelle che sono le peculiarità in ambito urologico. Vi aspetto quindi numerosi il 23 e 24 gennaio al corso Nuove tecnologie in urologia presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.